ai miei ragazzi qua, Taka, Simone, tutti i ragazzi che dedicano la loro vita all'osteria perché ci credono al sogno. Loro cosa fanno? La squadra è tutto quello che facciamo in osteria, non è Massimo Bottura, è la squadra dell'Osteria Francescana, che sia la sala, la cucina, l'ufficio, la Lara, l'Alexa che è qua in giro, Charlie. Questa è la famiglia, abbiamo creato una famiglia e abbiamo creato una rete, lì vedo Zivieri, lì con me, una rete di ragazzi che ci credono, che sono degli artigiani, degli allevatori che credono nel territorio e credono in quello che facciamo. Quindi praticamente cosa facciamo? Ogni giorno entriamo in cucina e creiamo dei bocconi masticabili di passione, filtrati attraverso un territorio e una mente contemporanea. Ecco qua, grazie a tutti. Grazie Massimo Bottura, è sempre un piacere ascoltarti, devo dire, sicuramente è sempre un piacere. Allora, siamo addirittura dal vivo e ci sono due sorprese, non per Massimo Bottura, cioè non è finita qua. Una sorpresa da parte del nostro sindaco Andrea Ignassi e una che arriva in questo momento da parte di Giampaolo Raschi, che ha fatto, vediamo che cosa, Massimo. Allora sono due regali. Attenzione. Adesso vedremo che cosa c'è sopra, perché voi direte cosa regaliamo al parmigiano? No. Allora, Massimo ha detto due cose, ha detto tante cose straordinarie. I nostri contadini sono qui sul lungomare, sono i contadini della mia Emilia. Qui c'è qualcosa che la nostra terra ci ha offerto e lui prima ha espresso il concetto che adesso mentre lui mixa un pezzo Mondes di Van Morris. prima ha detto una cosa molto bella. Siamo una regione dove saper cogliere lo scorrere del tempo dà valore, scorrere lento e pensare veloce. E siccome siamo una terra dei sapori, ma siamo anche una terra dei motori, e siccome lui oggi è arrivato uno, qui dentro c'è qualcosa in una forma di parmigiano che rappresenta questo scorrere lento e pensare veloce. Aldo Brudi, il designer di Valentino Rossi, ha pensato per Massimo un piccolo omaggio che interpreta questa terra. Si scorre lento nel tempo ma si va veloce nei pensieri e qualche volta si va in moto come Massimo. Massimo Paolo ha fatto una torta dove dentro ci sono. Cosa serve? Sentiamo. Massimo, secondo te cosa serve? Ti ricordi? Parmigiano, centroversaggi, mattina e salmoncini. E salmoncini, venite avanti ragazzi. Qui c'è un pezzo della nostra terra, sardoncini, parmigiano reggiano e la carne che Paolo ha voluto fare per noi, per Almeni e per Massimo Bottura. Inizia questa 2 giorni di terra, di prodotti, di anima, di cuore, di questo circo che avevamo immaginato e oggi è diventato un circo italiano dei sapori e del nostro cuore. Grazie a tutti per essere qua e divertitevi in questo weekend. Non andate via perché è il tempo di sistemare la postazione, siamo quasi in orario, quasi, perché iniziano subito gli show cooking. Quindi il primo show cooking prevede la presenza, come sapete, cioè ogni show cooking prevede la presenza di un cuoco italiano e un cuoco straniero, per cui dalle 11:30 alle 11:30 avranno il primo show cooking che vi presenterà. Non andate via, estate perché il tempo di sto vero territoriale di preparare i pochi per attivarsi
sport,